qua, l'ho aspettato, è andato dappertutto. Sì, c'ero. Finalmente esce questo disco di Fabrizio Ferri che si chiama Ma Paraiere, prendi posto qua e fai... Si sente? Benissimo. Buongiorno direttore, buongiorno Calone, buongiorno a questa grande emittente, questo grande segnale che siamo collegati con 4 canali. 4 canali, salutiamo a tutti i patron, ma in particolare mando un bacio a Nicola Turco con tutta la sua splendida famiglia, il grande amico mio, fratello Sergio Donati e un bacio a Consuelo Cremato. Molto bene, allora io l'aspettavo perché io sono un fan, sono un appassionato di Fabrizio Ferri, questo l'ho detto in tantissime... Però mi stavo aspettando con mio padre. Sei andato dappertutto e hai scelto me per ultimo, solitamente sono il primo. Voi mi avete invitato questa settimana. Parli in dove ne abbiamo fatto pochi mi invitato voi questa settimana a Fabrizio, va bene venerdì? Allora, vabbè, diretti, venga venerdì. Innanzitutto la cosa più bella delle copertine di Fabrizio, dei dischi di Fabrizio Ferri sono le copertine, anche perché il signore se lo può permettere, viene fuori quasi come un tronista, tant'è che da tronista si è fatto mettere anche sul trono. Allora, io ve l'ho detto anche già l'altra volta, non sono un tronista perché... Voglio dire una cosa, questa è un'idea che ha avuto il grande Nello Pennino, che conosciamo un pochettino tutti quanti, che salutiamo, e lui è un pochettino pazzotico quando fa le foto, e lui mi disse, che dice, ti piace questa fotografia con passapatrone? È una cosa nuova, facciamola, e Sabina dice porop, o fu tronista, stu Fabrizio Ferra, così, vedi che si parla? Vedi che si parla, però devo dire una cosa, guarda che tronista per me non è una cosa negativa, allora lui l'ha fatto apposta. Cioè, io faccio parlare questa cosa quando vedono poi l'ambiente. Tronista, però devo dire la verità, te lo puoi permettere perché se io avessi seduto Enzo Calone sul trono a parte che si scassava il trono, si scassava per. Bene, allora innanzitutto parliamo un attimo. Scusatemi perché ho fatto una piccola mancanza di farvi gli auguri in diretta per il vostro compleanno 100 di questi giorni. Grazie 100, mamma mia, 100 supero i 100 praticamente. Allora ci sono 10 tracce. Facciamo una cosa importante, gli autori che sono fondamentali, qui ci sono molte canzoni di Luca Barbato e di Vincenzo Lucarelli, c'è Francesco Francese che è un'altra mia grande passione, c'è Tony Colombo, c'è Bruno Gallo che insomma Bruno Gallo scrive pochissimo ma quando scrive, devo dire la verità, infatti quando io in un disco vedo una traccia scritta da Bruno Gallo, perché solitamente ce n'è una in un disco e poi alla fine scopro che è sempre quella che mi piace di più. Tony Colombo l'ho già detto e qui in questo caso di Bruno Gallo ce ne sono due, ce ne sono due. Sta Liberato Aprea, Ma salutiamo anche Davide Russo, Lucarelli, un benzinaio, compagno nostro. Fammi salutare la famiglia Aprea, ciao Camillo, ciao mostro. Un bacio. Ti faccio chiamare in diretta, se Consuelo prova a fare una telefonata mi piacerebbe parlare un po' in diretta con Camillo Aprea di questo disco. Allora intanto, prima di parlare e di giocare, io farei partire la traccia, ti prego di alzare il cursore, grazie. Il disco si chiama Ma Paraiere e lui giustamente mi faceva notare che perché c'è la copertina dove lui ha in mano questa macchina fotografica, perché poi all'interno in realtà c'è un Fabrizio Ferri ieri, come si diceva già prima con Enzo Calone, e un Fabrizio Ferri oggi. Che cosa ferma il tempo? Una macchina fotografica, insomma siamo nel 2014 ma una macchina fotografica è fondamentale ancora adesso. Che ne dici Calone? Anche perché è bella perché ha messo una macchina fotografica un po' vecchiotta pure, un po' vecchiotta, che passa gli anni. Infatti sembra un omaggio a te, devo dire, con quella io ce l'ho nuova, con la macchina nuova su Facebook. Senti, volevo chiedere a Calone, ma i rullini che fine hanno fatto? Esistono? Una brutta fine, direttore, non esistono più. Pochi laboratori sviluppano ancora, c'è qualche amatoriale ancora che sviluppa il rullino amante, però lo sviluppo ormai è finito. Allora, visto che tra poco c'è il teletrasporto, vorrei chiedere a Sergio se gentilmente alza il cursore di nuovo, perché mi piace questa canzone, e quando io vi parlo della musica neomelodica, no? Che entra nelle nostre giornate, ascoltate la strofa, perché sta cantando di voi, lui canta piano piano e racconta una giornata, prego. Molto bene, signori, adesso ci teletrasportiamo tra poco. Devo dire una cosa, che per motivi familiari Salvatore Cautero non sarà con noi. Ciao Salvatore. Speriamo di averlo la settimana prossima. Intanto Fabrizio è qua, quindi questo ci permetterà di avere un po' più di tempo per Fabrizio, e quindi ti incateno, anche perché dobbiamo giocare un matrimonio, ma su disc. Bene, i messaggi per Fabrizio, il numero che vedete in sovraimpressione è 331 778 2872. Teletrasporto, restate con noi, adesso mi potete
potete portare D'Antonella Clerici su Rai 1. È pronto. Portatemi voi, perché io da solo mo ci arrivo, grazie, non mi voglio avvicinare. E qui vi diamo la possibilità di conoscere questo disco nuovo che si chiama Mapara Ieri, che poi da lunedì io suonerò a palla, anche perché Fabrizio Ferri l'ho sempre detto, è uno dei miei cantanti. Però diretto lo sto ascoltando molto poco qui sopra. E da lunedì, infatti ho detto, da lunedì io lo suono. Ma voi mica ha cominciato lunedì, appunto, ci state facendo una Ecco, certo, allora non mi hai portato manco disco, quindi... già ci stevo disco. Il disco l'ho portato insieme allo spot e esce un baruto il CD. Perché insomma, come dire, i CD di Ferri vanno a ruba. Allora, volevo leggere un po' di cose. Sono Monica da Frattamaggiore, volevo salutare mio marito Salvatore e dirgli che lo amo da impazzire. Mi fate ascoltare Fabrizio Ferri, poi Rita Damiano, siete magnifici, Fabrizio sei bellissimo, grazie, mi dedichi Esisto tu, poi fa più bella vita, e un saluto alla mia amica Luisa, grazie. Vorrei ascoltare Machizzano, Keller Core, e sono Cira da Melito, poi un saluto al grande Ferri, da Chiara la neomelodica. Ciao Chiara, un bacio forte forte, ti voglio bene. A Mastera Comunicazione, come la chiamo io, complimenti per il CD nuovo, sei sempre un grande, mi potete dedicare l'Anzian Wall, e poi auguri al direttore. Poi ad Ettore, buongiorno a tutti, sono Concetta da Scafatti, tantissimi auguri al direttore, Nubacione Carnale. Vorrei ascoltare Tommy Riccio, L'abito bianco, Franco Ricciardi e Fabrizio Ferri per le mie amiche Maria Grazia, Marianna e Ilaria. Un saluto a Tommy Riccio e a Granatino. Siete grandi ragazzi, un bacio a tutto lo staff, ma soprattutto a Ferri, sei bellissimo. Vittoria grazie. Da Ercolano. Ciao Vittorio, grazie. Allora ragazzi, vorrei ascoltare Nino D'Angelo, il brano Proviamo ancora. Un saluto al piccolo Francesco. Sono Valentina da Mondragone, saluto il mio amore Gianni e volevo ascoltare, dedicata al mio amore, una canzone di Leo Ferrucci. Sono Luca da Toiano, spero di aver detto bene, una canzone per mia moglie Anita e mia figlia Mariarca. Fabrizio Ferri. Auguri direttore, sono Gaia da Napoli, come sempre siete straordinari. Carmine Di Tommaso vuole ascoltare, e poi Enzo, sono Marica, l'amica di Rosita. Mi mandi un bacio Fabrizio Ferri. Un bacio forte forte, grazie. Allora, senti un po'. Questo sì. Che CD è? Perché facciamo un attimo di storia, Enzo, fallo mettere un momento qua vicino così lo sentiamo bene, allora, forte e chiaro. Sì. No, e passo. Ecco, vai. Aspettate un attimo, scusate, stanno ballando in onda, ecco, molto bene. Oi, mamma, sento meglio. Allora, posso stare così? Quanti anni sono passati dalla prima volta? 92. 92 ad oggi. L'avresti detto? Qua è il 92 dentro. Ecco, qua è il 92, sì, quella che mi hai fatto vedere prima. Che eri ragazzino. 92. E poi adesso c'è il presente. 2014. Te l'aspettavi? Tutto questo, tutta Ma questa io attenzione? ho cercato sempre di camminare, di non fermarmi mai e di andare sempre avanti per la mia strada. Per la tua strada. Cantando delle canzoni che, come scegli le canzoni? Perché questo disco, insomma, tu ci hai messo un po', no? A scegliere le canzoni. Sono un po' difficile scegliere le canzoni, anche perché c'è qualche anche autore che si rifiuta. Di dartele? No, di dartele, c'è pesante, non ci piace mai niente, va bene, però questo vale a dire che sono un pochettino un carattere particolare a fare la scelta dei brani, però so bene, non per presunzione, che poi quando faccio uscire il prodotto ho sempre un pochettino ragione, non voglio essere presuntuoso. Ma tutta questa attenzione è sulla melodia che deve essere facile, sulle parole che devono essere... Allora io canto quello che il pubblico mi ha accettato. Sì. Non li voglio distrarre dal mio genere. Dal tuo genere. Se io ho fatto sempre un genere musicale, mi hanno accettato e mi hanno portato al successo, e poi all'improvviso sentite Fabrizio Ferri che fa, non faccio per esempio, fammi innamorare e faccio io ti amo, sai, e come mai, dice Fabrizio Ferri, si sta facendo coccoso. Ma non farlo mai, però non farlo mai. Senti una cosa, qual è la canzone che secondo te ha fatto capire, la tua canzone che ha fatto capire a tutti chi è Fabrizio Ferri? Tu per me sei assai importante. Come fa un pezzettino? Tu per me sei assai importante, sei più bella di tutti quanti, insieme a te che 100 anni e forse pure più. Allora, devo dire una cosa, perché prima sentivo scherzare Nicola Turco di là, no? Su questa storia della voce di Fabrizio Ferri. Allora, Fabrizio Ferri nella voce non ha il vibrato, non credo che abbia il vibrato, però ha una voce... Tengo roccocò. Non lo so, ha una voce grassa, piena di colesterolo, c'ha una roba... allora, Sergio Donati giustamente è mi calda. dice... Te n'ha girata, No, io chiamami roccocò. E roccocò. Allora, facciamo capire alla gente sta girata, facciamola capire bene, stu
Roccocò, una canzone... Allora, il roccocò è una cosa naturale, lo devi già avere che sei nato così, non è che posto roccocò io fa ci stanno parecchi roccocò, invece chi sei un roccocò proprio firmato. Voi avete presente quando a casa, per esempio, visto che ormai siamo vicini alla Pasqua, fate o tortana, voi che fate? Prendete la pasta... A Casatiello. A Casatiello, sì, che non è... Guarda che non... È napolegna come È napolegna. È una roba bellissima. Allora, sa che era una voce anzaccata. come si fa o tortano? Cioè tu che fai? Prendi la pasta, no? Sì. Poi ci metti tutta la roba dentro, le uova, il salame, la ricotta, insomma, cioè, ci metti il mondo e poi giri. Però non esageri in quella girata, quindi viene quella forma tonda, corposa. Allora, voi volete dire una cosa, detto si va cicciappata. Assumiti le responsabilità di quello che dici. È una cosa verace napoletana. Casatiello. Questo. È una voce a Casatiello. Questo è. Allora facciamolo vedere questo tortano, cioè cantami qualcosa in bianco adesso a cappella che possa far capire. Fammi innamorare di ciò assai, sempre ciò assai, fammi respirare con questa bocca cameraia. questa è una bella fella È di proprio il Casatiello. zucchero filato pure a prima mattina. Senti, Lo zucchero. allora, infatti è lo zucchero e mi piace per questo, anche perché quando tu per esempio sei da solo in auto e ascolti Fabrizio Ferri sta zicco in wall, cioè tu non riesci a tirare fuori quel CD dalla cosa, dalla macchina, dall'autoradio. Ma parla serio? O sta pazziando? Fabrizio, No, vabbè, che non so, quando ci da apposta e quando ci do per questo viso, io ancora vi devo scoprire a voi. Io vi devo frequentare un pochettino di più, ma da mettere cocco puntato pure a me. vuoi fare il primo uomo? No, voglio far parte di questa grande famiglia. Da lunedì da già su una palla. Non li mangia mettere i veletta. Ecco, allora a palla da già su una. Senti una cosa. Baciate. Sì, ecco, Fabrizio, senti, questa storia che raccontavo, che è la verità, no? Del fatto che ti attacchi a un cuollo, c'hai questo zucchero nella voce, Grazie. sei come un tortano. Allora si porta dietro delle cose belle e delle cose brutte, cioè nel senso che chi sa riconoscere e vuole quelle cose nel canto, nella voce, capisce subito che in realtà tu sei un cantante di talento che ha un'identità precisa. C'è qualche altro invece, anche napoletano, che dice no, però sta voce... Auguri. Sì. Ah, non si è asciutto, belle. Sì, scusate, io tento di fare Mario Luzzato Fegiz. I figli di Alberto Selli. Sì, come si hanno fatto rosso? Come si è recapito da busciata una cosa di soldi, è stata ciutti. E che denaro, Bertucci mio ballo, cavallo ci ha salvato uno pezzo. Allora dicevo, insomma, questa voce. Ti piace? Io c'ho il caffè programma pure. Non battere. No, sto facendo io. Non battere. Come ha avuto, fine pasta e bengo. Io lo consegno senza civicola. Proprio, ma non è bufulare. Scusate un attimo. Facciamo una cosa, Sergio. Sono pure il lì. Facciamo una cosa, Sergio, allora facciamo una cosa. Alza sto cursore, grazie, ho capito che bisogna... Che lo consegna senza ciclo. Ho capito che bisogna rilassarsi un attimo. Si chiama Prima e Mancontrà. Sì, la devi mettere su questa... Allora, vedi, vicino a questa telecamera. Allora, Fabrizio... Allora, Fabrizio, si troppo bella, Fabri. Da Tonia e Marica da Casoria, dedicami Rindolietta mia, vieni a casa mia. Dopo la mettiamo. Come una mattina. Allora, Lella... Siamo affacati, diretto. Lella, dai, ma per il piacere di stare con noi. No, ma facendo una canzone nuova, diretto, e che compleanno. Da lunedì ti suono a palla. Ecco, sono Lella da Secondigliano. E mi vuoi dedicare, Fabrizio Ferri, Basta tu, tutta per mio marito Patrizio con un grande ti amo. Poi, buongiorno, sono Rita di Afragola, faccio tanti saluti a mia sorella Jessica con il suo fidanzato Antonio e il suo piccolo. Un saluto a tutti voi in studio, Ferri, basta tu, un bacio. Poi sono Concetta da Pietralcina, vorrei Fabrizio Ferri, manda un bacio a Concetta da Pietralcina. Ciao Concetta, ti voglio bene, un abbraccio forte e chiamami a Pietralcina. Devo dire che grazie ai 4 canali che ci mandano in onda noi arriviamo lontanissimo, veramente ci vedete dappertutto, in province che io non conosco, stringo la mano a tutti e grazie per l'attenzione e per l'ascolto. Sono Lella da Secondigliano, baci, poi buongiorno, sono Antonella da Scampia, auguri ad Ettore Ferri, Prima ti incontrà, che è la canzone Prima ti incontrà, sì.
per il mio amore Carlo. Allora adesso devo fare una cosa, devo salutare Nello Pennino. Un abbraccio forte. Allora, prima di salutare Nello Pennino, direttore, scusatemi, volevo mandare un bacio per mio cognato Patrizio, che ci sta guardando, con tutti gli amici di stanza, ovviamente con presto ritorno tra di noi, e un abbraccio particolare va per mia cognata, ovviamente Melina, con i figli, un bacio forte e tanti auguri per Patrizio con un presto ritorno. Ciao Patrizio, ti voglio bene. Ciao a tutti. Adesso noi solitamente è da un po' di giorni, insomma, che da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, che questo spot di Fabrizio Ferri ci perseguita. Sì. Tra l'altro non è uno spot, ma è un minifilm, perché Nello Pennino... sono ritornelli di tutto l'album. Sì, ma dura 10 minuti. Ma che sono 9 canzoni, è bene o male che adesso non l'hanno messo. Allora, visto che tu adesso stai qua, e quindi in qualche modo... Ma ce lo vorrei pure a Pennino, che non so ricordo buoni. No? Me lo volete mandare un attimo senza chiudermi il microfono? Grazie, perché ce l'ha già mazzacato. Molto bene. Scusate, ogni tanto parlo con Sergio Donati. No, perché tutto parte da lunedì. Fabrizio Ferro per me è un grande artista. Io faccio solo grandi eventi, Maromero, Leonido D'Angeli, Fabrizio Ferro. Allora, cominciamo un attimo con i nostri giochini. proprio. Allora, prima di fare il matrimonio, cominciamo con i giochini. Adesso sa che lento per voi da stai bene. Allora, io ti dico un po' di colleghi tuoi e tu mi dici se con questi colleghi faresti un duetto, andresti a cena insieme o ci mandasse un messaggio per salutare. Tra parentesi parliamo sempre che si scherza e che si gioca, ovviamente, perché c'è qualche collega che a volte se la può prendere, no? Diciamo che è una trasmissione che si va per scherzare, che possa pure dire su Fabrizio Ferro. Scusate, è chiaro che uno viene qua, viene con questo è Fabrizio Ferro, grande artisti. Sì, ma perché urla così? No, è perché quella è la voce del... ho capito. Dobbiamo fare anche il Palacasori, con Fabrizio Ferro, ci spaccamo tutto. Ma lui ti ha mai parlato di Paola Perego, ti ha detto che ti porta... Ma Afonso è bello, Afonso pigliasse e mi portasse a casa, sottasse un coppo di mano e me la sta guardando ogni tanto a così in da cucina. Ma quando ti porta alla vita... che è successo in vita tua? Che è successo? Quando ti porta alla vita in diretta, quando ti porta... Lui ha detto prima dell'evento facciamo anche Barbara D'Ursi. Allora se facciamo Barbara D'Ursi. Allora senti un po', Franco Calone, ci faresti un duetto insieme? Sì. Manderesti un messaggio per salutare o una bella cena insieme? Con Franco una bella cena, anche perché lui è un buon gustaio e ne capisce molto, soprattutto la roba di mare, che sappiamo un pochettino tutti quanti. Bene. Però se ci sa fare pure una canzone insieme, come ce la facesse, Franco è un bravissimo cantante e ha una bellissima voce. Anthony non è compagno Romi. Però ovviamente non posso fare duetti con tutti quanti, cioè ogni cantante che ti dico tu fai duetto con tutto quanto, perché capisce mamma, Quindi cena insieme o un messaggio per salutare a Anthony? A Anthony lo faccio fare Sanremo. No, ma che guarda, ma Anthony proprio Sanremo, veramente... Vabbè dai, Anthony è un altro caro amico. Sì, e quindi? Ma quando mi sta a fare una partita di pallone? Una partita di pallone, molto bene. Emiliana Cantone. Messaggio, cena insieme o un messaggio che sta andando veramente anche lei alla grande con questo nuovo album e la facciamo tanti auguri e di mantenere sempre forte. Ecco, di mantenere sempre. Nello Amato. Anche lui un messaggio, sempre un in bocca al lupo, che anche lui ha fatto questo nuovo lavoro discografico e l'abbraccio e lo mando un bacio, anche perché poi ci sta una cosa che lui, io compare mie fede, allora, lui e la sua signora, Fabrizio, che già fa? O a cena insieme, o un duetto, o un messaggio per salutare. A cena? A cena insieme. Nancy, la mia prima donna dalla settimana prossima. La volevo fare gli auguri del suo nuovo album Indelebile, visto che negli ultimi tempi siamo usciti io, Emiliana Cantone, Nancy, sono gli ultimi lavori discografici un pochettino più usciti freschi. Per la Zeus. Sì, e la faccio tanti auguri che possa andare sempre alla grande, perché lei sta veramente andando a gonfie vele. Quindi un messaggio. Un messaggio per Nancy, auguri per il disco. Allora, sono Lella da Secondigliano, mi dedichi un brano di Da Vinci, in ore bene, tutta per il mio grandissimo amore Patrizio, io cuore mia. La suocera di Jenny manda un bacio a Fabrizio Ferri. Sì, un abbraccio forte. Sono Jessica da Fragola, mi dedichi fammi innamorare tutta per...
ecco mano creatura di salute gnagne. Perché abbiamo creatura in da gondola Gigino, che stai che è bella papà, smettila. Allora, sono Jessica di Afragola, mi dedichi fammi una grande Gino. Per il mio amore Antonio, sei bellissimo Fabrizio. Poi Fabrizio mi dedichi una canzone a mio zio Giuseppe, a nonna Assunta e a zio Lalli, zio Mimì e da parte del piccolo Raffaele. Canta qualcosa Fabrizio, siamo in onda, ti prego, canta qualcosa. Che canzone? Quello che vuoi, un pezzo per... Ma basta tu per faccio bella che sta vita, ma basta tu perché con te tutto è cagnato. Molto bene. Quindi me ne si è fatto si da San Marino, no? E se mi sembra una cosa a parte i soldi. Ecco. Si canta una continuazione, Cadì. Ma vedrai che cosa succederà. Signor, fine pasta e ben cotto, mangia il fine pasta e ben cotto. Alza il cursore Sergio, alza. Alza Sergio, alzami. Eccolo qua, Fabrizio Ferri, questo è il disco nuovo che si chiama Ma para ieri, e ascoltiamo Dintolietta mia. Volete calore. Fabrizio Ferri, allora... Pizza e anche a domicilio. Sì, ha lasciato questo microfono, vi prego. Pizza a domicilio, me lo vuoi finire? Della pizzeria. Sì, saluta. Stiamo facendo il pizzatrio, ho dato una logica. Nella telecamera della verità, questa è la telecamera... Tenga due uno che sparello, uno non mette la benzinata se fosse... Ecco, lo vedete da vicino, c'è anche il tatuaggio. Alzati che voglio far vedere. Fammi vedere quello sul braccio. No, voglio vedere sul braccio, alza un po' la maglietta che fammi quadrare quello sul braccio. Però che su come accetto quando ero vicino, quando mamma luccava ancora. Ecco qua, alla faccia mia. Cazzo ma venna che fa, mica che c'è sangue. Bene, allora, senti, presto, matrimonio, 48 minuti matrimonio. Allora, devi organizzare il matrimonio, devi decidere chi si sposa e tutto il resto, insomma, tutti i protagonisti vari. Allora, si possono sposare due cantanti, uno cantante con un'organizzatrice, insomma, quello che ti pare. Chi sono gli sposi? Gino Da Vinci e Rosy Viola. Chi fa il prete? Un prevede ci fa Franco Morino. Bene, chi fa Franco Morino? Allora, ecco, bravo, i due chirichetti, bravo. I due chirichetti, chi li fa? Nello Amato e Sergio Donati. E sempre là sta Sergio Donati che se beve tutto vino, chiaramente. C'è sta là, il vino non dura. Ecco, molto bene, adesso i compari. Chi fa i compari di Gino Da Vinci? I compari Gino Da Vinci. Una coppia, un uomo e una donna. Ida Rendano e Rosario Miraggio. Che cantano sull'altare. Aspetta, scusate. Sì. Aspetta, ci arrivava un cameriere. Allora, invece, chi fa i compari di Rosy Viola? Ma perché non è una coppia? No, ci sono due per lo sposo e due per la sposa. Perché vado fa sempre cosa abbondante. Allora, prossima coppia di compari, Calone. Consuelo Cremato. Accompagnata da Consuelo. Che coppia meravigliosa. Chi fa il fioraio? Un fioraio ci fa Bertosello. Alberto? Va bene che fiore male, capito? Andiamo di mamma. Ma quando la sera torno a casa c'ho... La moglie prima rosicci con l'acqua, perché la mattina si la rubava fa sempre... Allora... ci siamo due mesi ma era bruciata. Ma senti, trasferiamoci un attimo, adesso parte il pomeriggio, quindi c'è la cerimonia, e per la cerimonia ci vuole un organizzatore, o tu sei la testa, quello che decide tutto, però ci vuole anche... Organizzatore a Fonso Civi. Ma no, che facciamo? Quale matrimonio facciamo? Fabrizio Ferro ce l'ha chiusura, alle 11 stasera, viene il gruppo alle 10, vi fa la chiusura. Bene, allora, adesso decidiamo chi fa il maître, cioè il capocameriere. Polito Salvato. È lui, il capo. Ecco, poi ci vogliono tre camerieri. Il cameriere in prima, chi lo fa? Tre camerieri. Cameriere Nando Mariano. Secondo. Luciano Caldore. Terzo. Alessio. Allora, tre cantanti che devono cantare per tutta la giornata e che un tuo regalo agli sposi, prego. Mauro Nardi, Carmelo Zappulla e la chiusura fa Fabrizio Ferro. Certo, mi sembra giusto. La chiusura fa Fabrizio Ferro. Certo, mi sembra giusto. Mi sono scordato di qualcosa? Bomboniera. Ecco, mi devi dire la forma della bomboniera. Che forma c'ha sta bomboniera? Per Gino Da Vinci e Rosy Viola che si sposano, la bomboniera sarà? Allora, andiamo un pochettino indietro con i tempi, perché mi sono sempre piaciuti quelli là. Quella era la classica, 20 anni fa che pigliavamo un coppia di matrimonio, a rotondo che lui cigni chiesto.
Madonna, che bruttezza, Fabrizio, ti prego. No, che ne ha classe? Tu vai a fare una comunione, poi per esempio veniva a fare nata, gli va a casa, vediamo ti puoi buttare in coppa, a rapiva e ricini, a rapiva nati due cigni, certi mamma rapano un laghetto e butto tu quando hai da si paparello. Sì, e Calone, facciamo i due cigni io e te, come... Così, ecco, che sei un periodo? Ecco, ma era di vetro o di porcellana? Era di vetro. Ah, era vetro, andiamo nell'attualità. Là i prim erano i porcellana. E porcellana, molto bene. Allora, due cose da decidere adesso. Sì. Qual è il ristorante? Ristorante ce ne ha a Cascina Verde. Alle Cascine Verdi, dove vanno in viaggio di nozze Gino Da Vinci e Rosy Viola? A Roma in viaggio di nozze. A Barcatura. No, scusami. Barcatura. No, li mandiamo. Il viaggio di nozze lo devi pagare tu, eh? Ah no, sì, la già papà sei tu la testa. E facciamo sta a casa e quando si fa soldi facciamo fare una crociera. Molto bene, ma torniamo nel disco, alza il cursore, grazie. Ciao Cicci, andare, ti voglio bene. Sguardo provocante. Sono Anna da Secondigliano, Fabrizio ma basta tu, la dedico a Imma e Pietro da Bagnoli, sono Antonio da Secondigliano, vorrei ascoltare Ferri, fammi innamorare, la dedico al mio amore Imma da Bagnoli, un forte ti amo, fammi fare una cosa, alza il cursore, grazie, voglio sentire il ritornello. Siamo già nel ritornello? No. Lo specialino, attenzione, arriva il ritornello. Alzate il volume per voi, ritornello. Guarda il resto fermato, guarda, un oggi pure però batte scuia, immaginate di brecciannone, a ragazzo di me le fermate già mezz'ora, un oggi ci parla, nessuno vuole, posso dire, se musica e parola, molto bene. Allora, io da lunedì spero di suonare a palla, Fabrizio Ferri. No, attenzione, facciamo suonare a palla, spero che remo. Cade cagnato, lasciami vedere più di salendo le giocate primo. Allora, sicuramente. Sei testimone. Sicuramente. Avete detto da lunedì ti vado a suonare a palla. Spero di suonarlo a palla. Sì, ma gamma fa. Allora, fammi dire un attimo una cosa, allora, a parte ringraziarlo, perché ogni volta che viene... Grazie a voi, mi sono divertito, ho scherzato, perché sono un carattere così, mi piace divertire, anche perché i problemi ne sono tanti. Bravo, ci mettiamo a bravo. Qual è la prossima canzone? Sì, Babbo Natale. Sì, babbo. Rimane. Allora, acquistate questo disco, mi raccomando, acquistate la versione originale che costa, insomma, a un prezzo abbordabile, credo intorno ai 7 euro, e così vi portate a casa la copertina, tutto bello, sapete chi ha scritto le canzoni, vi conservate le foto di Fabrizio Ferri e ascoltate al meglio queste canzoni, perché i dischi pezzottati non si sentono bene, cioè gli arrangiamenti, tu senti tutto come se fosse una cascettella, invece i dischi originali suonano bene, suonano a palla. Il disco si chiama Ma para ieri, complimenti a Fabrizio che mi piace, ma non ho bisogno di ripeterlo. Allora, grazie a Renzo Calone, Sergio Donati, Consuelo Cremato, Nicola Turco, Marzian TV, saluti a tutta la famiglia, a tutto il gruppo Televolla, saluti a Teleurania, avete un segnale fortissimo, tanta gente ci guarda su Teleurania, quindi vi ringrazio perché ci mandate in onda, e poi grazie anche a Teleblu, a tutti gli appassionati della grande musica napoletana, e so che ne siete tantissimi. Teleblu c'ha un ascolto che fa paura, è una cosa impressionante. Allora, soltanto due cose a proposito della settimana prossima. Vi do due anticipazioni. Mercoledì c'è Alessio che viene a presentare il disco nuovo che esce il 1° aprile, il 1° è martedì e il 2 sta qua, e quindi presentiamo il nuovo disco di Alessio, e poi la prossima settimana c'è la mia prima donna, Nancy, ce l'ho soltanto io, voglio chiudere con la mia preferita, Fabri, non ci posso fare niente, il cursore. Ecco qua. Fabrizio la sta cantando per voi, solo per voi. E facciamo pure video. Questa è una canzone che non ha bisogno del video, perché è già videoclip. E che fa? Grazie a tutti, ciao!